Live from Vinitaly, buonasera Giovanni Munisso, Movimento Turismo del Vino. Siamo finalmente nell'azienda Giovanni Dri, nel territorio di Ramandolo, e gli chiediamo a Giovanni Dri, che fa parte appunto delle aziende che parteciperanno a Cantine Aperte, quale vino è questo Ramandolo e qual è il territorio in cui lui vive, in cui lui opera. Ragazzi, buongiorno. Io sono nato a Ramandolo, in quel paesino piccolo a ridosso del Monte Bernadia. È un minuscolo paese, forse sconosciuto per se stesso, ma molto più importante per il vino. Quando si parla di Ramandolo si parla di un vino dolce, di un vino del territorio per antonomasia. Perché? Cerco di spiegarvi. A Ramandolo ci sono i vigneti più in alto e più a nord del Friuli. È una posizione di vantaggio rispetto agli altri verduzzi coltivati in tutto il Friuli. Il clima è fondamentale. Il freddo è un nostro alleato. Noi siamo gli ultimi a vendemmiare in Friuli e questi freddi notturni che arrivano dalle montagne servono a raffreddare il clima, a mitigarlo durante l'estate, ma è molto più importante questo freddo quando viene nel periodo della maturazione, durante il mese di settembre e durante il mese di ottobre. Il freddo cosa fa? Rallenta la parte vegetativa delle foglie e spinge la linfa verso il frutto, arricchisce il frutto, la bacca, di aromi e di acidità, una cosa molto molto importante per un vino da dessert. Un'altra cosa importante del freddo è che il freddo normalmente blocca la proliferazione delle muffe, per cui l'uva si mantiene sana ed anche questo è un principio fondamentale per fare un grande vino da dessert. Inoltre il verduzzo, che serve a fare il Ramandolo, penso ormai lo sappiano tutti, ha una buccia talmente spessa che è inattaccabile anche dalle muffe nobili. Qualcuno vorrebbe fare il Ramandolo con le muffe nobili, io sono sinceramente contrario. Il Ramandolo è così e non possiamo cambiarlo. Quindi fondamentalmente questo vino è il risultato di più fattori che convergono a fare una buona uva per poi fare la vinificazione nella maniera più tradizionale possibile. Bene, avete sentito un vino di territorio, ma ci sarà per Cantine Aperte anche in cui il freddo e il territorio fanno una parte importante, ma per contro un'accoglienza calorosa vi aspetterà dall'azienda Giovanni Dri per chi durante Cantine Aperte, durante anche altre occasioni, vorrà venire a assaggiare i loro vini.